Vai a rischiare. Cazzo ce ne frega tanto, l'altro lo farà il suono. Hai 3 salti. Guarda che è meglio fare 3 mesi, quelli che non sanno cazzo se si allora se fai di meno fai di era 80 saltato, ma perché ero morto dopo che passato 80. Questo lei la prega. Perché da allenarle tanto. Approfittiamo di questa breve pausa per leggere i risultati della 4% che ieri sera non è stato possibile leggere. Nella prima serie ha vinto la Quercia Trentingrana con Menori, Borsatti, Ronconi e Trentini con 49,30. Secondo lo Sport Vermerano con 50,90. Terza la Lagarina Crustin con 51,03. Quarto l'Atletica 96 52,35. Quinta la Quercia Trentingrana con Muraro Dalla Torre Brusco Ferrari con 52,61. Nella seconda serie ha vinto l'Atletica Trento con 53,35, seconda l'SK Isaac la Raiffeisen 55,83, terza CSS Leonardo da Vinci 57,15, qualificata la staffetta del GS Valsugana Trentino. Alle 11:30 prenderà il via anche la gara di lancio del martello maschile. Sono iscritti Mario D'Antonio per la Garina Crustin, Matteo Rossi Life per il CSS Leonardo da Vinci, Andrea Barozzi per la Garina Crustin, Michele Ungarato della Tecnica 96, atleta accreditato per l'ottima misura di 64,98 e Franco Baldessari del GS Triathlon.
Costerà all'inizio studiata Ciao. Dove? 5 minuti, aspetta che si cambia Simone. sì, però magari se le dà la gomma secca la composizione delle serie dei 400 ostacoli donne. Nella prima serie, in prima corsia, Jessica Peterle del West Quercia Trentingana, in seconda corsia Max Wein für Karina Greiter, es ist auch Runik Volksbank und Band 3 Isabel Ficola, SG Eisenthal Rheinfeld. In quarta corsia Angela Gavazza dell'Atletica Trento, in quinta corsia Alessia Gentilini ed in sesta corsia Sita Iultissa del GS Valsugana Trentino. Nella seconda serie avremo in seconda corsia Celeste Trentino Lagorai Team, in terza corsia Miriam Ploner, Bandrive Miriam Ploner, Südtirol Team Club, Band 4 für Anna Ecker, SSV Brunig Volksbank, Band 5 für Maya Camper, Portland Merano, e in sesta corsia Milena Costin del CSS Leonardo da Vinci.
No, posso fare il cappello? Dammi una mano. Sento che bisogna entrare in stream. Piccola ma... No, si vedeva, si vedeva E 30 ha avuto inizio questa seconda giornata dei campionati regionali assoluti di società, prima fase. Sono in corso la gara di lancio del martello maschile e del salto con l'asta femminile. Alle ore 12 seguiranno le prime gare di corsa con i 400 ostacoli femminili e i 400 ostacoli maschili. Ho sentito di poco.
in giro lì. Non so, non ho sentito nessuno lì. Ho visto non è ragione tu. Abbiamo, bene? Pronto? No, vai. E io? Poi Maurito per Vacca quando per Sono tali, no? Solo quelli, ma no, anche che di soldi. Nel lancio del martello già un'ottima prestazione dell'atleta dell'Athletic Club Ongarato, che con il primo lancio a 61,98 m si porta chiaramente a condurre la competizione. Arriva ora la comunicazione di un'altra misura ancora migliore, subito successiva, di 63,78 m. Tutte le città.
dovessi rifare il centro non lo farei. No. Non si fa, fai come commercio poi dopo. No, infatti io Quello sì. Di tecnica c'è ancora Dai, una volta ti convieni. Tutte le società, ricordo tutte le società che come ieri gli atleti devono presentarsi o in pre-gara per il concorso o alla partenza agli ordini dello Stato con il documento di identità. Grazie. c'è ancora il bar con le pizzette. Ha fatto una cosa. C'era fatto apposta nel la gara di carnata di dopo tutta la giorno dopo c'era più costa. Non ce la fate qua, però lì è anche una proposta in più che hanno sì, lo stanno martello, sì. così, dato terza. Dov'è il tuo? Andato a guardarsi gli iscritti. Primo gennaio 2017 è solo giovanile, diamo qualche allievo e un problema il fatto di andare a allora diciamo che io ero andato via dal GS Massimo da 4 anni fa proprio che non andavo sì. Poi adesso praticamente i due allenatori della bassa erano quelli che allenavano tutto e seguivano tutto non sono andati perché 2 anni che si promettevano gli impiegati che venivano a allenare insomma vedevano e poi disorganizzazione se n'è andato troppo che era anche allenatore di mio figlio che già l'anno scorso l'aveva un po' abbandonato a se stessi anche lui per gli stessi motivi e, insomma quelli di bordo dicevano prego, e uno ha detto ma veramente facciamo qualcosa noi o porto anche i giovanili Luisa Marinaro, per cortesia, Luisa Marinaro, la presentazione microfonica. anche l'amministrazione comunale e alla fine
cercare anche me, anche mio fratello e dentro anche noi, insomma, come eravamo prima, ecco, alla fine, senza... No, solo fida. Quindi Giovanni Scaro, per cortesia, desiderato la votazione del microfono. Tutto il giro e poi invece vengono tutti a guardare i film. Però per il momento diciamo io ho fatto chiaro qui dentro, noi facciamo fino ai cadetti giovanile assoluto, diamo la filiazione, diamo la possibilità di correre, possiamo seguirli quello che riusciamo. Se uno vuole fare qualcosa di più può chiedere il parere, vai qua, vai là, oppure per noi è fate come volete. Questa cosa qua è Sì. Di fatto sono andati in qualche sito praticamente a rispetto a quanto ha detto Pfizer, l'allenatore anche vai sicuramente sì, ancora vuoi. Però come i nostri piccolini cioè abbiamo quando dato salti, cioè dopo 10 duetti del tutto fai 10 cm in meno. Quest'anno hanno fatto la festa, per dire, se vuoi anche tenere un po' i rapporti, le cose qua,
Le atlete sono agli ordini dello starter, può prendere il via la competizione. Partita questa prima serie con Petre, Agreit, Fico, Gavazza, Gentilini, Lissa. 3 atlete accreditate di ottimi tempi di credito. Ed è la Greiter al quinto ostacolo ad essere nettamente davanti. Ed è la portacolore della Sesta Bruni che entra per prima nel rettilineo, seguita da Jessica Petre della Quercia. E vince Greiter con un ottimo tempo sotto il minuto, 59 secondi e 18. Attendiamo l'ufficialità del risultato. Nella seconda serie, in seconda corsia Celeste Trentin, in terza corsia Panfraito Miriam Plona, Panfilfo Anna Eck, Panfilfo Maya Camper, in sesta corsia Milena Costin. No, ma adesso
tanto, Certo, certo, certo. Alla partenza della seconda serie 400 ostacoli femminile. Finita la seconda serie con Trentin, Plomer, Edgar, Gamper e Costin. Sì, mi sono mangiato anche una cioccolata, prima vai. Io le cioccolate le prendo, la mangio spesso, non lascio in metà. Poi magari mi dice, dai, non ti Ed è un duello che vede vincere Maria Gamper, Sport Merano con 67-09 questa seconda serie. Mentre gli addetti dell'organizzazione stanno predisponendo la nuova altezza degli ostacoli per i 400 ostacoli maschili, vi leggo la composizione delle due serie. Nella prima serie in seconda corsia Angelo Lella, Athletic Club 96, in terza corsia Crespi, Mustafa e Athletic Club 96, in quarta corsia Ruben Pickler, Saf Bolzano, in quinta corsia Giulio Lutterotti, Quercia di Rovereto, e in sesta corsia Gabriele Prandi, Athletic Club 96. Segnalo in terza corsia la presenza di Crespi, accreditato di un ottimo tempo, quello di 51 secondi e 61 centesimi.
Sono qua da ieri sera, cioè non mi sono mosso. Infatti la macchina hai visto? Guarda, è uguale, ho deciso di non andare a casa, sono rimasti qua. Ok, visto dal viso fuori, potete stare riscaldando. Risultati: lancio del martello uomini, vince la gara con l'ottima prestazione di 63 metri e 68 Michele Ungarato Athletic Club 96, 940 punti. Secondo Andrea Barozzi, la Garina Cruise Team 46,56, 736 punti. Terzo Mario D'Antonio, la Garina Cruise Team 33,21, 509 punti. Quarto Matteo Rossi Reich, Leonardo Da Vinci 28,35, 412 punti. Quinto Franco Baldessari, GS Trinacum 18,26, 184 punti. Sono alla partenza gli atleti della prima serie dei 400 ostacoli maschili. Partita questa prima serie con gli atleti accreditati dei tempi migliori. Parte subito molto bene Crespi in terza corsia. Crespi che entra per primo in rettilineo, seguito dal compagno di squadra Brandi, superato ora da Giulio Luterotti della Quercia. Crespi, Luterotti, Lella con 53-59 tempo ufficioso. Grande esperienza del veterano Lella che recupera nel finale. Nella seconda serie avremo in seconda corsia Panzweifel Simon Kirchler, in terza Riccardo Vantini, in quarta Matteo Mazzola e in quinta Andrea Cordin. È davvero figa. Porca troia.
Siamo vicini alla partenza della seconda e ultima serie maschile dei 400 ostacoli, gli atleti sono agli ordini dello starter. Dai Brama! Adesso un quesito, non vorrei un po' di levare. Ma quando arriva, l'amore della mia vita, e manca così tanto. Partita la seconda serie con Matteo Mazzola che è in vantaggio. Vado alla sua ricerca. Matteo Mazzola si avvia a vincere questa gara con un ottimo tempo di 55-81, seguito da Riccardo Vantini ed Andrea Cordini. Vi leggo la composizione delle serie degli 800 metri. In prima corsia della prima serie partono Sara Baroni e Sofia Miripong. Pan 1 für Sara Baroni und Sofia Miripong. In seconda corsia partono Sofia Filippini e Katharina Oberhammer, Pan 2 für Sofia Filippini und Katharina Oberhammer, in corsia 3 Alice Zenari, in corsia 4 Alice San Marco e Carmen Ficola, Pan 4 für Alice San Marco und Carmen Ficola, corsia 5 per Federica Scrinzi e corsia 6 per Nicole Menapace. Ricordo che le atlete devono portarsi alla corda dopo aver completato interamente la prima curva. Chiamo le atlete degli 800 metri femminili presso la postazione microfonica per il controllo dei documenti di identità.
ancora in corso la gara di salto con l'asta femminile, parte la gara di salto in lungo maschile ed è in corso la gara di lancio del disco femminile. A breve partiranno le serie degli 800 metri femminili. Luca Pandini, per cortesia, se ti puoi portare presso le pedane del lungo. Luca Pandini presso le pedane del lungo. Salto in lungo uomini, abbiamo due pedane. Nella prima pedana partecipano Mirko Pezzini Lagarina, Marcel Laner SSV Bruneck, Teodoros De Carli Atletica Trento, Lorenzo Naidon Quercia Trentin-Grana, Martin Unterberger Sport Club Merano, Luca Pezzini Lagarina, Thomas Schifferegga SSV Bruneck, Simone Fedellus Quercia, Alessandro Bramafarina CSS Leonardo Da Vinci, Raffaello Pedrotti e Niccolò Ferrari Atletica Trento. Scusa, sei Dolomiti? La seconda pedana Martini Ersara Athletic Club, Mirko Riccardi Trilacum, Damiano Bergamo Atletica Rottaliana, Fabio Benolli Quercia, Federico Camin Leonardo Da Vinci, Alessio Fuganti Saf Bolzano, Claudio Mazzucchi Atletica Trento, Marco Grimaldo Saf Bolzano, Gabriele Sirius Athletic Club, Cech Tarnakda Athletic Club e Cesare Biasollo Garina Cruz Team. No.
Avvertiamo gli atleti che il rientro alla corda è segnato con la presenza dei giudici al termine della curva che devono percorrere in corsia. Quindi facciamo attenzione. Serie 800 metri femminile, si stanno predisponendo le corsie. Ricordo ancora, primi 100 metri in corsia, rientro alla tangente in corrispondenza del giudice con la bandiera. Filippini, Oberhammer, Zenari, San Marco, Ficoler, Scrinzi, Menapace agli ordini dello start per questa prima serie degli 800 metri femminili. È partita la prima serie, le atlete da seguire sono Caterina Oberhammer e Alice Zenari, le atlete che insieme a Carmen Ficoler e a Federica Scrinzi sono accreditate delle migliori prestazioni di iscrizione. Ecco le atlete che transitano ai 400 metri. Conduce Federica Scrinzi, seguita da Caterina Oberhammer, 64,21 il tempo di passaggio, molto buono.
Ecco, ai 150 il duello fra Oberham e Sklinzi, con Oberham che prende decisamente la testa ed entra in prima posizione nell'ultimo rettilineo. Ovviamente il vantaggio e si profila anche una ottima prestazione econometrica con 2,12,44 Oberhammer davanti a Sklinzi. Nella seconda serie avremo in prima corsia Panainz, Emma Elisabeth Carver e Maria Teresa Bizzarri. In seconda corsia Sabrina Bonfanti. In terza corsia Nadine La Salvia. In quarta corsia Banfield, Ruth Anna Hauser, Uld e Anna Borga. In quinta corsia Lisa Vernesoni e in sesta corsia Elisa Aldrighetti. Risultati dei 400 metri femminili, mentre siamo in attesa della partenza della seconda serie degli 800 femminili. In prima serie vince prima Erste Karen Agreiter 59-17, 59-17, 964 punti. Seconda Jessica Peterle, Quercia Trentingrana, 60-65, 924 punti. Terza Sinta Juvis a Valsugana, 61-61, 899 punti. Quarta Fiat Isabel Ficola, 63-67, 63-67, 846 punti. Quinta Alessia Gentilini, Atletica Tirone, 68-36. Sesta Angela Gavazza, Atletica Trento, 69-54. Per cortesia liberare la curva, grazie. Atleti della SAF, per favore liberare la curva. Partita questa seconda serie. Vi leggo i risultati della seconda serie dei 400 ostacoli femminili. Prima Aste Maya Gamper, Sport Merano, 67-08. Seconda Miriam Ploner, Südtirol Team Club, 67-11. Terza Anna Egger, Stop Ruins, 71-42. Quarta Celeste Trentino Lagorai, 71-75. Quinta Milena Costi, Leonardo Da Vinci, 71-86.
Dai Lisa, dai! Passaggio al primo giro con Ruth Anhauser che ha Isaac Tal al comando, passaggio in 69-80. Ultimi 100 metri. Ultimi 100 metri per questa seconda serie. In chiaro vantaggio l'atleta delle SK Isaac Tal, Ruth Hauser, che con 2:24:26 ambizioso vince questa competizione seguita da Emma Garber. È andato in fondo vivo, quindi va bene. Ho visto postare il primo. Vai. 100 metri maschili, prima serie, primo Mustafa Tunkara Crespi, Athletic Club 53-58, 882 punti. Secondo Giulio Lutterotti, Quercia Trentingrana 54-10, 861 punti. Terzo Angelo Lella, Athletic Club 96, 54-61, 841 punti. Ritirati primi di titolo. Ciao. Seconda serie. Matteo Mazzola, La Garina Crustin 55-80, secondo Riccardo Vantini 59-41, terzo Andrea Cordin, Trilacum 62-90, quarto Simon Kirchler, SG Isaac Tal 66-44. A seguire gli 800 metri maschili vi leggo la composizione della prima serie. In prima corsia Luca Grimaz, Atletica Trento. In seconda corsia Nicolas Monese, SG Isaac Tal e Abdesalam Mahmoud, Athletic Club. In terza corsia Alex Cavalleri e Mirko Tomasi, SSV Bruneck, Atletica Trento. In quarta corsia Andrea Ferrari, Atletica Trento. In quinta corsia Lorenzo Giovanazzi, DS Trilacum, e in sesta corsia Ab Cappelecan Brian Muscola Gialloveretto. Si profila un bel duello fra i portacolori dell'Athletic Club, accreditato di 1,48 e 47, e quello del Quercia con 1,49 e 47. La pura acqua e basta. Eri tutto indietro!
preferiscono lasciargli là 40 euro di caparra che andare là con quel la caparra è già stata pagata. L'ha già fatto il direttore del Piero. Parliamo dopo quella. Dispiace spendere 40 euro per 70. Eventualmente vendere poi. Sentivo un po' la cellulare. Quello dopo. Vediamo come si va. Io sicuramente non voglio firmare. È chiaro. Alex non si Alex non so che cosa abbia scritto. Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Alex. Siamo in 4 su 10. Adesso chi lo faccio io? Tutti pesano. Alla partenza la prima serie degli 800 metri maschile, quella con gli atleti accreditati dei tempi migliori. Quindi vediamo come E come prevedibile subito un duello fra Abakper e Mahmah, che nell'ordine sono in testa ai 300 metri. Mahmah passa in 56.01 ai 400 metri. Mahmah sembra staccarsi.
Ultimo rettilineo per il portacolori dell'Athletic Club, Abdesalam Mahmoud, seguito da Brian Mahmoud, autorevolmente con un bellissimo semifinale in 1:49.66 vince questa prima serie, precedendo Kanda Brian Akapare. Ora 49.65, tempo ufficiale per il vincitore Abdesalam Mahmoud. Nella seconda serie in prima corsia Enrico Bertod, in seconda corsia Andrea De Marchi, Aldo Nardone, in terza corsia Pornon Turat, in quarta corsia Paolo Rampellotto, in quinta corsia Paul Kelderer, Paul Kelderer, in sesta corsia Francesco Rizzardi e Fabiano Cibienne. Perché non lo so. Ma sono Berto, De Marchi, Nardone, Turet, Rampellotto, Kelderer, Rizzardi, Cibienne per questa seconda serie degli 800 metri. Attenzione, attenzione. Paul Kellerer
tutti loro all'outline, nettamente in testa, buon passaggio in 58 e 62 in questa seconda serie. Sì, probabilmente non aveva l'accredito Autorevolmente Paul Keller in testa qui all'inizio, che cerca di abbattere il muro dei 2 minuti e per pochissimo non riesce purtroppo. 2 minuti e 73 centesimi. Vi leggo i risultati degli 800 metri femminili, Ergebnisse 800 Meter weiblichen. Prima erste Katharina Oberhammer, SS Brunet Volksbank, 2:12:42, 2 Minuten 12 Sekunden 42, 894 punti. Seconda Federica Scrinzi, la Gavina Krustin, 2:14:93, 860 punti. Terza Carmen Ficola, SG Isaactal, 2:16:12, 3 minuti 16:12. Quarta Alice Zenari, Valsugana, 2:16:30. Quinta Nicole Menapace, Atletica Valle di Nole Sole, 2:16:42. Sesta Sofia Filippini, Quercia Trentingrana, 2:25:25. Settima Alice San Marco, Atletica Trento, 2:32:47. Ottava Sara Baroni, Quercia Trentingrana, 2:34:04. Seconda serie, prima Erste Ruth Hauser, SG Isaactal, 2:24:24. Seconda Elisa Drighettoni, Quercia, 2:33:11. Terza Elisa Vernesone, Atletica Trento, 2:36:94. Quarta Anna Borga, Atletica Trento, 2:42:51. Quinta Maria Teresa Bizzarri, Leonardo da Vinci, 2:45:75. Sesta Nadine La Salvia, Saf Bolzano, 2:51:52. Settima Sabrina Bonfanti, 3:01:89. Il tempo di Emma Garber qui, che appare fuori gara, è di 2:29:84. Sport del Marano. Alla partenza la terza serie. Alla partenza la terza serie con Rogen, Paganini, Coser, Golinelli, Frai, De Carli, Mazzalai e Storti. Partita la terza serie.
da là, però avevo già la geometria. Passaggio al 400 con Gabriele Cosera al comando che precede Marco Mazzalai. Segnalo anche la presenza di un master classe 48 Rudolf Frey che ben si difende. Ecco ultimo rettilineo e Andreas Rogen che si vince questa terza serie in 2:07:39 davanti a Gabriele Koser. Fra pochi minuti prenderà il via la gara dei 200 metri femminili. Nella prima serie in prima corsia Petra Nardelli sul Tirol Team Club, in seconda corsia Matilde Zennati, la Garina Cruz Team, in terza Monica Lazzara, Valsugana Trentino, in quarta corsia Camilla Bellini, Quercia Trentingrana, in quinta corsia Alessia Peretti, Atletica Valle di None Sole, in sesta corsia Bansex o Magdalena Ganda, Eisfall in Volksbank. Nella seconda serie avremo in prima corsia Pan-Heinz Michel Munter, SG Isaactal, in seconda corsia Alessia Padiglia, in terza Sofia Muc, Atletica Trento, ambedue dell'Atletica Trento, in quarta corsia Alessia Barbiero, in quinta corsia Marangoni Michela, ambedue della Garina Cruz, e in sesta corsia Sofia Masotto, Quercia Trentingrana. Nella terza serie in prima corsia Lisa Bagatta, Leonardo da Vinci, in seconda corsia Stefania Zancanella, Atletica Rotaliana, in terza corsia Federica Rabbiosi, Saf Bolzano, in quarta corsia Martina Uet, Atletica Trento, in quinta corsia Celeste Trentino Lavorai, in sesta corsia Sofia Conci, Quercia Trentingrana. Anche 13:15 avremo anche il lancio del giovellotto, il tiro del giovellotto femminile con iscritte Giulia De Bertol, SG Isaactal, Serena Bergia, SSV Brixen, Marina Cazzotti, Athletic Club 96, Viola Raus, la Garina Cruz Team, Alice Kofler, la Garina Cruz Team, Anna Maria Fisicaro, Quercia Trentingrana, Irene Zagler, Athletic Club 96, Chiara Bergia, SSV Brixen, Evelyn Turri, Atletica Trento, Luisa Sinigaglia, GS Valsugana Trentino, Miriam Giuliani, CSS Leonardo da Vinci e Giorgia Valenti, Atletica Trento. Segnalo quindi la presenza di Luisa Sinigaglia del GS Valsugana, accreditata di 51 metri e 96, e quella di Chiara Bergia dell'SSV Brixen con 46,70 come le due atlete più accreditate.
partita la prima serie dei 200 metri. Ed è l'atleta Monica Lazzara del GS Valsugana 25-25, l'atleta Bozzanina del GS Valsugana che si aggiudica questa prima serie. Per favore il medico presso la postazione microfonica, grazie, l'Arta Gandini presso la postazione microfonica, grazie. La partita, prima di farmi arrivare, Chiamiamo ancora il medico di servizio, per cortesia dietro la postazione microfonica. Che grinta. La partenza della seconda serie dei 200 metri femminili. Rettilineo finale per queste atlete. Duello serrato, ma è la prima corsia con Michel Munter e Eske Isaac Tal con 26,92 ufficioso da giudicarsi questa seconda serie femminile. Mentre attendiamo la partenza della terza serie vi leggiamo i risultati degli 800 metri maschili. Prima serie, primo Abdesalam Mahmoud, atleta club 96, 1,49,65, 936 punti. Secondo Brian Abkepere, Quercia Trentinana 1,52,97, 849 punti. Terzo Mirko Tomasi, atletica Trento 1,54,89, 800 punti. Quarto Luca Grimaz, atletica Trento 1,55,52, 785 punti. Quinto Alex Cavalleri e Stefan Bruni con 1,56,24.
sesto Andrea Ferrari, Atletica Trento 1,57,40, settimo Nicola Smonese, Isaac Clark 59,29, ottavo Lorenzo Giovanazzi, Trilacon 2,01,31, alla partenza la terza serie dei 200 metri femminili. Almeno ne senti due volte. Alla partenza la terza serie. Sia Celeste Trentin 27,54 Trentino Lagorai Team. Proseguo con la lettura dei risultati degli 800 metri. Nella seconda serie vince Paul Kelder sul tiro dell'Olferline con 2,0072, secondo Fabiano Cibieni Valle di Nord e Sole 2,0353, terzo Paolo Rampelotto, Asfalt terzo in Boston 2,0394, quarto Porno Durè, Quercia Trentinana 2,5 netti, quinto Enrico Berto d'Atletica Rotterdamiana 2,540, sesto Aldo Nardone Lagarina Agustin 2,0959, settimo Andrea Lenacchi Atletica Trento 2,18,45, ottavo Francesco Rizzati Atletica Rotterdamiana 2,20,84. Nella terza serie vince Andreas Rogen e Stefan Brunek 2,07,37, secondo Gabriele Poser Cermis 2,08,85, terzo Marco Mazzalai Lagarina Agustin 2,09,24, quarto Alessandro Paganini AS Milano 2,15,43, quinto Aptamude Cardi Atletica Trento 2,16,57, sesto Paolo Golinelli AS Milano 2,19,83, settimo Giorgio Storti Leonardo da Vinci 2,24,72, ottavo Rudolf Frey Master 2,31,78, Sport del Milano. Chiediamo ancora l'intervento del medico, per cortesia il medico presso la postazione microfonica. Alla partenza delle serie dei 200 abbiamo 5 serie. Nella prima serie in prima corsia Brian Lopez, Atletic Club 96, in seconda Thomas Schifferegger, SS Van Brunek, in terza Francesco Libera, Atletica Valle di Non in Sole, in quarta Lorenzo Ianes, Atletica Trento, in quinta Kevin Giacomelli, Atletic Club, in sesta Michele Navacino,
la Garina Cruz Team. Risultati: salto con l'asta femminile, prima Marta Ronconi, Quercia Trentingrana 3,80 m 946 punti, seconda Zweig Natalie Kobla, Espaolana 3,50 m 3,50 m, terza Nicole Indra, terza Espaolana 3,20, quarta Lara della Porta, la Garina Cruz Team 3 metri, quinta Lucia Raffelli, Quercia 2,80 m, sesta Viviana Sartori, Atletica Trento 2,60, settima Maddalena Ossa, Atletica Trento 2,60, ottava Sara Marinello, San Bolzano 2,40, nona Vittoria Doivani, Leonardo da Vinci 2,20, la partenza alla prima serie dei 200 metri maschili. Dai, per il primo 800 non mi lamento. Il personale. 2,8 mi sembra. Adesso si potrebbe fare di meglio perché... Almeno quello. Dai. Vabbè, ciao. Sì. Allora, ci vediamo. Ciao. Solo 4 atleti alla partenza di questa prima serie. Brian Lopez 21,71 che precede di misura Lorenzo Ianes dell'Atletica Trento, Brian Lopez della società organizzatrice Atletica 96 Alperia, non aiutato dalla prima corsia. Nella seconda serie abbiamo in seconda corsia Eric Battan, terza corsia Eric Battan, la Garina Cruz Team, in terza corsia Andrea Murat, quarta e prima Borgiani, quinta Alessandro Monte, tutti atleti del 96, in sesta Marcus Gasser, SSV Bruneck. Fa partenza la seconda serie dei 200.
Bosani in testa fino alla fine, 22:46, tempo ufficioso per il portacolore dell'Athletic Club e prima Bosani. Nella terza serie avremo in seconda corsia Alessandro Avi, in terza Michele Baroni, in quarta Carlo Corradini, in quinta Elia Campestrini, in sesta Matteo Zorpea. Risultati 200 metri femminili. Nella prima serie vince Monica Lazzara, GS Valsugano Trentino, 25-24, 875 punti. Seconda Alessia Peregrini, Atletica Valle di Nonni, 25-47. Terza Putana Nardelli, Sudtirol-Team, 25-51. Quarta Matilde Zenacci, Lagarina Cruz-Team, 26-40. Quinta Magdalena Gandra, Aisfa Osterzi, 26-68. Sesta Camilla Bellini, Quercia, 26-88. Nella seconda serie vince Ersten Michel Munter, SG Isaac Tal, 26-91. Seconda Michela Marangoni, Lagarina 27-14. Terza Alessia Barbiero, Lagarina 27-66. Quarta Sofia Masotto, Quercia Trentinana, 28-19. Quinta Alessia Padilla, Atletica Trento, 28-36. Sesta Sofia Mucca, Atletica Trento, 28-73. Terza serie, prima Celeste Trentina, Trentino Lavorani, 27-53. Seconda Martina Fuez, Atletica Trento, 28-28. Terza Sofia Conci, Quercia Trentinana, 28-67. Quarta Federica Radiosi, San Bolzano, 29-06. Quinta Stefania Zancanella, Atletica Rotagliana, 29-07. Sesta Lisa Bagata, Leonardo Da Vinci, 33-94. Alla partenza la terza serie dei 200 metri maschili. Però partendo da questo senza velocità, a destra sinistra, destra È in corso la terza serie dei 200 metri. Arrivo serrato, ma in seconda corsia Alessandro Avi della Valsugana Trentino, 23-21 a vincere. Nella quarta serie in seconda corsia Alessandro Bantelli, Valsugana Trentino, in terza Antonio Manica, Lagarina Cruz Team, in quarta Sebastiano Conci, Atletica 96, in quinta Gianpietro Natalini, San Bolzano, in sesta Gabriele Morelli, GS Trilacum. Le visto nere. via le rosate delle pedali. C'è un giorno Come siete messi? Dimmi. No.
Mentre attendiamo la partenza della quarta serie, è in corso anche la gara di tiro del giovellotto femminile. E sta per partire la gara di salto in alto maschile. Sentiamo due cazzate. Ora sparano due cagate dopo. Sì, abbastanza. No, in jeans, intendo. Compagno guerra esatto, che ciappa il bus. Io portato prima, però ci ho messo due settimane, c'è proprio anche in aerobico, Quarta serie. quindi è normale, non si mette un po'. Ed è Gabriele Morelli del GS Trial con 23,61 in sesta corsia a vincere questa serie. Nella quinta serie avremo in seconda corsia Nicola D'Andrea, Trentino Lagorai, in terza Francesco Maria Palermo della SAF Bolzano, in quarta Marco Convento, Leonardo Da Vinci, in quinta Emil Salute, Leonardo Da Vinci ed in sesta Leonardo Banzo, Quercia Trentino. Sarebbe da censurare. La gara del salto in lungo femminile, prevista a seguire di quella maschile, subirà un ritardo perché stiamo aspettando la chiusura della gara femminile, della gara maschile, quindi si può prospettare un quarto d'ora, 20 minuti di ritardo.
Partita la quinta serie. Nella quinta serie in sesta posizione l'atleta, il forte atleta della Quercia, ieri secondo nei 400 metri. Che vince in 21,75, un tempo ufficioso questa serie.